Beh, la nostra delegazione trattante, quindi i tecnici, gli esperti, stanno preparando tutta una serie di controdeduzioni al documento che il governo ci ha inviato. Allora, se si dovesse firmare il documento come è stato inviato dal governo, non è firmabile per noi, perché i Veneti danno un'indicazione chiara ad un progetto che è quello nostro di autonomia vera. Allora, io spero che vengano accolte queste indicazioni. Ci sono luci e ombre, ci sono aspetti positivi, ma ce ne sono anche tanti di non positivi, per cui invieremo, spero nel giro di 24 ore a Roma, le nostre controdeduzioni, sperando che si arrivi a una firma, perché se accolgono le nostre controdeduzioni, le nostre osservazioni, noi firmiamo. Quali i temi che non vi hanno convinto? Guardi, sul fronte giuridico è che noi vogliamo che si firmi una preintesa quadro, ma questa è una questione da legulei, cioè non starei qui a non spiegare, una preintesa quadro e non un'intesa subito. E dall'altro che si definisca un cronoprogramma per il governo che arriva dopo, quindi che chi arriva dopo sappia cosa deve fare e anche con che tempistica nei confronti del lavoro che il Veneto vuole mettere sul tavolo. Ultimo aspetto, anzi ultimi due aspetti, le 5 materie sulle quali già abbiamo trattato, ecco, su queste 5 materie, molte di queste 5 materie non hanno avuto poi raccolte le nostre istanze. Penso al lavoro dove di fatto non ci viene dato nulla rispetto a quello che abbiamo chiesto, o ad altre materie come la sanità dove ci aspettiamo un po' di più di quello che ci viene riconosciuto. Ultimissimo aspetto, come ho sempre detto, si firma se si abbandona la spesa storica, c'è un segnale nel testo di abbandono della spesa storica, ma chiediamo un passetto in più per